quando abbiamo fatto questa indagine che oggi presentiamo, ma anche per la loro disponibilità ad essere qui presenti oggi e a raccontarci che cosa stanno facendo ancora e cosa faranno in futuro a favore del comparto della birra agricola. Quindi abbiamo fatto un'indagine sul territorio, penso che sia la prima a livello regionale e oso dire e azzardare forse anche la prima a livello nazionale con questo livello di dettaglio. E adesso vi dico un po' quella che è stata un po' la genesi. Allora, gli ospiti li ho già presentati, ma li ripresento per quelli che si sono collegati attraverso il canale YouTube in diretta streaming. Abbiamo qui Francesco Meneghetti, responsabile economico di Confagricoltura Veneto, Pier Andrea Dorizzi, responsabile economico di Coldiretti Veneto, e in mezzo il Nicolò Baldo dell'azienda agricola L'Area Bosola. Il tempo è tiranno, quindi cercheremo di andare un po' veloci, senza però omettere nulla di importante di quello che vorremmo dire in quest'oretta. Quindi l'incontro si motiva per il fatto di presentare alcuni risultati del lavoro che è stato fatto, che è poi disponibile nel sito internet di Veneto Agricoltura. Si tratta di questo volumetto, un report che contiene tutti i risultati che abbiamo rilevato dall'indagine, che è disponibile anche di desk qui in Fiera Agricola, ma appunto per chi ci segue da casa è scaricabile dal sito internet di Veneto Agricoltura. Allora, io pensavo di fare così: vi presento alcuni dati che contestualizzano un po' il comparto e chiacchieriamo con gli ospiti che ci sono qui oggi. Dicevo che è stata un'indagine, forse la prima con questo livello di dettaglio, perché a livello nazionale non ci sono molti dati, diciamo, tra virgolette, affidabili. Se ne trovano alcuni sul sito di Assobirra, su dei siti che fanno da portali dei birrifici artigianali. Per esempio qui noi abbiamo messo insieme i dati del report annuale di Assobirra, dove possiamo vedere che il comparto dei birrifici artigianali in Italia vale circa il 3,1% della produzione nazionale di birra. Il sito di Assobirra, che ricordiamo raggruppa tutti i grandi produttori di birra, conta circa 840 produttori nel 2019 e 750, quindi circa un centinaio in meno nel 2020, a causa anche delle restrizioni che sono state imposte dal Covid, che hanno messo in difficoltà diversi produttori artigianali di birra. Qui il numero conta solo i birrifici e i brewpub, ma nel sito di microbirrifici.org, che è l'altra fonte che abbiamo utilizzato, si possono trovare anche le beer firm, cioè quelle aziende che, pur non avendo nessuna impiantistica, però hanno una ricetta e un marchio e quindi producono birra. Noi ne abbiamo attraverso il sito di microbirrifici.org ne abbiamo censiti circa 1800 in Italia, ma in realtà non sono tutti attivi. Alcuni si erano iscritti magari al sito, ma poi hanno cessato l'attività. Quelli attivi a noi sono risultati essere circa 1500. Come vedete sul podio, il Veneto è la seconda regione per numero di operatori in Italia. Sotto ho messo un po' alcune differenze con i dati di Assobirra. Qui ci sono un po' di dati di Italia e Veneto a confronto. L'unica cosa che mi preme di farvi osservare qui è l'evoluzione delle aperture di birrifici, più pub e beer firm in ordine dall'alto al basso. Come vedete sembra che ci sia un ritardo a livello regionale in Veneto, diciamo, nello sviluppo del comparto. A livello nazionale altre regioni sono partite prima, vedete gli anni più o meno a sinistra sono nel 1993, e le aperture in Italia si vede che sono più precoci di quelle venete, anche se poi la curva di sviluppo è abbastanza simile. La cosa che è un po' preoccupante è questa, e qui adesso mi fermo e così faccio già subito un po' parlare ai nostri ospiti. In Italia abbiamo visto possiamo contare solo le aperture, non c'è un dato che rileva le chiusure. Con la nostra indagine la prima cosa che abbiamo fatto è stato sentire e contattare anche telefonicamente tutti gli operatori
che erano appunto censiti nel sito microbirrifici.org. Come potete vedere, in verde ci sono le aperture, in rosso ci sono le chiusure. Notate che negli ultimi 4 anni, da circa il 2016-2017, il numero di aperture ha iniziato a scendere, quindi ci sono sempre più aperture che chiusure, però il trend è di una diminuzione delle aperture, mentre dal 2016 in poi sono in aumento le chiusure. Certo, si parla di numeri differenti, le chiusure sono nell'ordine di 5-6 chiusure all'anno, invece le aperture viaggiano ancora su livelli tra i 20 e i 10 aperture all'anno. Ecco, allora io su qui mi fermo e vorrei passare subito la parola ai nostri ospiti per chiedergli, secondo voi, facciamo un rapido giro, magari tu Francesco, tu per Andrea, o anche tu Nicolò, secondo voi un po' questo incremento delle chiusure negli ultimi anni casualmente è coincidente proprio con l'approvazione della legge che definisce la birra artigianale che è del 2016 e che quindi ha stabilito un limite che tra l'altro è molto alto, in Veneto non è per nulla raggiunto perché 200.000 ettolitri di produzione è una produzione industriale, però casualmente è coinciso con un inizio di aumento delle chiusure in Veneto. C'è qualche motivo secondo voi che può essere colto? Magari Nicolò, tu l'hai iniziato a produrre da più tardi, nel 2016, sei uno di quelli che hanno aperto, non di quelli che hanno chiuso, ma secondo voi c'è qualche cosa che può motivare questo inizio di chiusura? Abbiamo rilevato alcune indicazioni per quelli che abbiamo raccolto. Qualcuno vuole rompere gli altri? Probabilmente, come per tutti i comparti, è necessario anche stabilire delle regole di produzione. Non voglio arrivare a definire un disciplinare, però se questa è un'attività reddituale e quindi non solamente un'attività hobbistica, va da sé che l'attività di impresa deve prevedere anche una definizione di norme, di standard qualitativi e soprattutto di presentazione del prodotto finale che prevede anche un'etichettatura e una sua promozione e valorizzazione. Probabilmente da una fase pionieristica basata su questo artigianale inteso come, ripeto, attività hobbistica, nel momento in cui si passa alla produzione vera e propria economica, credo che ci sia stata anche la necessità fisiologica di passare a vagliare quelli che sono i produttori che veramente hanno il successo. No, Francesco ha già descritto quello che pensavo anch'io, cioè è un settore in fase di crescita dove appunto il fenomeno hobbistico era prevalente, probabilmente le difficoltà magari incontrate hanno fatto sì che poi insomma abbiano preso altri progetti probabilmente. Fatto salvo per il 2020 per i motivi che sappiamo, perché alcuni birrifici artigianali, non riuscendo ovviamente ad arrivare in GDO, che era l'unico canale di vendita, ovviamente magari se non lì economicamente ha dato il colpo di grazia. Nicolò, ti lascio la parola per i prossimi argomenti. Qui non c'è il 2020 perché l'indagine l'abbiamo fatta a ottobre-novembre 2020, quindi poi i dati li abbiamo elaborati nel corso dell'anno 2021, però molti che noi abbiamo contattato anche nel 2020 ci dicono, ci hanno risposto ma non ha senso che ti risponda perché sto chiudendo. Le motivazioni, alcune erano di tipo personale, quindi la gestione familiare, perché l'home brewing con la birra fatta in garage è un conto e invece una produzione anche piccola ma artigianale conta un altro tipo di gestione, di organizzazione, e in effetti qualcuno che aveva magari provato per qualche anno aveva riscontrato che alla fine il passaggio a fare le cose seriamente non era in grado di farlo e il livello a cui era arrivato non era abbastanza redditizio. Vi do qualche altro dato. Allora, la situazione che abbiamo trovato con i dati esistenti era più o meno questa, quindi c'erano molte delle realtà attive non avevano nessuna indicazione di quanto grandi potessero essere, quindi in termini di numero di birre, e in Veneto addirittura, che sono i due grafici in basso, addirittura non avevamo indicazioni per metà
dei birrifici artigianali censiti, e quindi avevamo un problema di andare a capire come fosse effettivamente la realtà veneta. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di fare un'indagine telefonica per cercare di andare a mettere qualche numero e qualche informazione su dove non c'erano, e abbiamo scoperto che prima ancora di fare l'indagine, quella che abbiamo fatto via internet attraverso un questionario compilato online, quella che la realtà era costituita da circa un 42% di birrifici con un impianto proprio, e il 18% dei birrifici artigianali in Veneto era costituito da altri birrifici. Questi erano i dati che ci siamo trovati. La distribuzione per provincia vede prevalere soprattutto le province di Treviso e di Verona. Con un'indagine telefonica abbiamo scoperto che delle 17 realtà che erano censite e chiuse, in realtà appunto ne abbiamo scoperte altre 22, che quindi sono dal 2019 al 2020 di birrifici artigianali chiusi che non erano censiti nei siti esistenti fino a quando noi abbiamo fatto l'indagine. Quindi abbiamo scoperto che le realtà attive in realtà in Veneto non erano 160 ma meno di 140, 138 per la precisione. E l'altra cosa che quindi siamo andati a migliorare era il dato esistente sulle numerosità di birre prodotte. Quindi abbiamo aumentato i dati sulle aziende di cui abbiamo un riferimento sul numero di birre, e poi abbiamo indagato, in basso vedete il campione che abbiamo indagato, dove si vede che è leggermente sovrastimato le fasce con una numerosità di birre più alta, superiore a 6. Questo perché probabilmente hanno avuto maggiore disponibilità, tempo o interesse a rispondere. Noi abbiamo fatto un campione casuale, quelli che hanno risposto e noi li abbiamo rilevati. La cosa interessante, di cui adesso voglio parlare con i miei ospiti, è questo, che abbiamo scoperto che in realtà a sinistra c'è la realtà che abbiamo trovato, a destra c'è la realtà che abbiamo rilevato. Gli agribirrifici non sono in realtà il 18% di tutti i birrifici artigianali in Veneto, ma sono il 39%, quindi sono la maggior parte delle tipologie di birrifici artigianali esistenti. E quindi qui adesso vi rivolgo di nuovo la parola e vi chiedo come mai in realtà la realtà è diversa da come ce l'aspettavamo, cioè cosa è successo. Almeno qualcosa lo sappiamo, ci sono state delle agevolazioni, delle leggi regionali che hanno agevolato dal punto di vista, e anche delle leggi nazionali che nel 2019 hanno agevolato la fiscalità per i birrifici se rientrano in quelli agricoli. Ma penso che sia stato anche un lavoro dietro da parte delle associazioni di categoria. Quindi vi rilancio la parola e vi dico cosa vi fanno pensare questi dati in cui gli agribirrifici sono in realtà molti di più di quelli che si pensava. A mio avviso si tratta anche di capire che parliamo di birra agricola, quindi come si dice per il vino oppure per l'olio, questa birra deriva da una produzione che è agricola e rappresenta un prodotto agricolo. In questo senso credo le produzioni delle aziende agricole e delle imprese venete si sono affermate proprio perché chi acquista è un consumatore attento e gradisce questo tipo di prodotto, va da sé che sa benissimo che viene acquistato, ma perché è prodotto in quel luogo, in quel territorio. Quindi penso che per gli imprenditori agricoli sia stato anche un modo per imporsi, per farsi spazio rispetto agli altri, perché sennò sarebbe un prodotto uguale agli altri. Allora, qui sì, come dice Francesco, c'è questa dinamica, c'è anche, forse bisogna così fare un quadro più complessivo. Allora, parto da lontano ma arrivo velocemente. Noi parliamo da una legge di orientamento del 2001 che ha dato la possibilità alle aziende e imprese agricole di esprimere la propria multifunzionalità. Nel 2011 la birra è entrata in quella categoria, insomma, di prodotto agricolo, e questo in qualche modo ha dato un impulso ulteriore a quelle imprese agricole più sensibili a valorizzare i propri prodotti aziendali, e questo è quello che diceva Francesco, quindi dall'oro turistico, da fare un impianto di luppolo e con la passione arrivare a una produzione di birra. Poi abbiamo il fenomeno opposto, il birrificio artigianale, che certo magari vedendo favorevolmente quelle che sono le condizioni di vantaggio, e ne ho anche contattato qualcuno, come ti accennavo ieri,
dove da capire come andare nell'impresa agricola, quindi trova il terreno, fa l'ordolistico, fa il luppolo e scoprono anche loro che questo gli dà più attenzione a quello che facevano prima, quindi realizzano anche loro che avere anche l'attività agricola comporta una maggiore attenzione sulla produzione che loro stanno facendo, quindi una maggiore qualità. Questo è un fenomeno importante. Poi come dicevo, chiacchieravamo prima, ma una cosa che ho riscontrato, non tutti, ma insomma nella maggior parte di birrifici con cui insomma, ho dialogato, l'assetto societario, forse ti anticipo questa è la cosa, ma poi la vedremo, che però riassume questo aspetto qui. Spesso i birrifici artigianali sono formati da 3 soci. Uno che mette capitale, uno che mette la propria capacità del marketing, e quindi appunto quello che proviene dall'artigianale, e il mastro birraio che mette la capacità di trasformare la birra. A questo probabilmente adesso si aggiungerà anche l'imprenditore agricolo, probabilmente, che saprà poi come aiutare nella elaborazione della ricetta. Quindi questa è una cosa, è un assetto anche interessante anche per le altre imprese agricole, perché probabilmente ha anche un maggiore impulso poi nella fase commerciale. Sentiamo anche Nicolò che è uno di quelli che appunto hanno fatto questo percorso, quindi duplice percorso: da una parte l'impresa agricola che ha colto la possibilità e l'occasione di ampliare la propria attività e diversificarla con una produzione di birra agricola, e un percorso da parte di birrifici artigianali che hanno colto magari le agevolazioni possibili in campo agricolo e hanno integrato la filiera, diciamo, a monte. Per voi, azienda agricola La Rebosola, Birra Remus, un percorso un po' come è stato? Allora, per noi è stato un percorso aggiuntivo, perché la birra agricola, diciamo che per la maggior parte dei casi è una cosa aggiuntiva all'azienda che si ha già. Difficilmente il progetto birra agricola parte da solo, indipendentemente. Quindi sono delle cose che vanno a pari passo, quindi azienda agricola va a pari passo con birrificio agricolo, va a pari passo, nel nostro caso, con i locali, quindi l'agriturismo. Una cosa molto interessante che hanno detto appunto i signori è il fattore marketing. Al giorno d'oggi è una delle cose più fondamentali, e il fattore dell'attenzione sull'ambiente, della qualità delle materie prime, dell'utilizzo delle materie prime è una cosa fondamentale che ormai qualsiasi persona sta attenta, e soprattutto noi giovani siamo molto accorti a queste piccolezze. Ok, grazie mille intanto di averci accennato, poi magari ci sarà modo di ritornare su questo aspetto, anche perché adesso vorrei introdurvi altri temi. Allora, io ho in effetti, a dire la verità, saltato tutti quelli che riguardavano la struttura delle aziende, quindi gli aspetti societari, piuttosto che gli aspetti di età, piuttosto che l'aspetto della formazione e istruzione, li potete trovare nel report, ma spendo solo 2 parole. In effetti abbiamo rilevato che rispetto ad un mondo agricolo in cui le ditte individuali sono l'80% delle aziende agricole, nel mondo della parte della birra prevalgono le società di capitale, le società di persone, che sono circa i 2/3 delle realtà imprenditoriali. La formula non è molto distante, prevalgono le aziende con 2-3 soci, che sono la maggior parte, poi ce ne sono alcune magari che sono anche più grandi, sono quelle già un po' più strutturate. Prevalgono come l'età media è più bassa rispetto a quella del mondo agricolo. Per esempio c'è un report che ha riportato proprio un confronto su questo, gli agribirrifici però si connotano ancora come una realtà un po' tendente alla caratteristiche agricole. L'età media dei titolari dei birrifici agricoli è più alta di quella dei birrifici artigianali presi nel complesso. La formazione invece, per esempio, è più vicino al mondo, diciamo, alla tipologia del mondo artigianale. C'è un livello di formazione diciamo, superiore o di laurea che è più alta rispetto a quella che è la realtà esistente a livello del comparto agricolo. Speso 2 parole giusto per dire che c'è anche quello. Vado ad introdurre con altre 2 slide un altro argomento, che è quello di cui si parlava anche un po', che tu accennavi, che è quello dell'integrare a monte la propria produzione con
inglobando la produzione agricola. Allora, noi abbiamo chiesto quali sono le fonti di fornitura, diciamo, qui vado avanti su quelli che sono questi dati che ho appena detto sul titolo di studio, sull'età, per arrivare a quella sulle materie prime. Allora, noi abbiamo rilevato che per quanto riguarda l'orzo, adesso io non entro tanto nel dettaglio delle slide e anche del report, ma quello che mi preme sottolineare è che circa il 32% delle aziende si approvvigiona a livello regionale. Qui dentro ovviamente ci sono quelli che se lo autoapprovvigionano quindi sono il 40%, quindi di fatto gli agribirifici, che ovviamente essendo classificati in birra agricola se lo devono autoapprovvigionare, ma anche altri che ovviamente si approvvigionano di orzo distico a livello regionale. La maggior parte però ovviamente, come è noto insomma, nel mondo del comparto, è orzo maltato che proviene dall'estero per circa il 62% del totale. Noi abbiamo provato a fare un po' di stime, per cui ci usciva che l'orzo distico prodotto dagli uffici artigianali in Veneto si aggira attorno ai 300-350 ettari per una produzione di 1 migliaio di tonnellate, che non è moltissimo considerando che gli ettari a orzo sono 18.000 e oltre in Veneto. Quindi la superficie destinata a orzo distico dagli uffici agricoli si aggira fra il 2, il 7 e l'8% del totale. La cosa interessante poi è capire come invece qual è invece la provenienza anche poi dopo delle altre materie prime, quindi a parte l'orzo che spesso viene mandato all'estero per essere maltato, c'è anche chi si rifornisce di orzo maltato direttamente dall'estero, e questa qui vedete come diminuisce la quota di approvvigionamento a livello regionale, che si riduce al 20%, e aumenta la quota di orzo maltato che viene acquistata dall'estero, che arriva a circa il 70%. A livello nazionale vedete che ce n'è un 10%. Qui dopo, questo mi aiuta ad introdurre il tema che adesso andiamo ad affrontare, dico solo l'ultima cosa, che è quella che riguarda il luppolo. Qui aumenta ulteriormente la quota di prodotto che viene acquistata dall'estero, arriva a sfiorare l'80%. Questo vuol dire che di luppolo a livello locale o nazionale anche i birrifici agricoli non hanno ancora integrato questa coltivazione per l'autoproduzione e l'autoutilizzo. Sulla destra c'erano gli stati da cui venivano, ci si approvvigiona maggiormente, sono la Germania, gli Stati Uniti per quanto riguarda il luppolo e il Regno Unito per il malto, c'erano anche altri paesi a livello europeo. E qui adesso vi ridò la parola, se non ti dispiace Nicolò, di nuovo a Francesco e per Andrea, che possono così anche portare quelle che sono le esperienze che le associazioni di categorie agricole stanno facendo a livello di filiera agricola di produzione della birra, perché questi dati qua indicano che c'è spazio per aumentare le quote di autoproduzione dell'orzo maltato, dove il problema che c'è è che in Italia ci sono solo 2 malterie, sono localizzate nel sud Italia, e del luppolo, che ha ancora maggiori spazi di sviluppo, ma ovviamente con diverse problematiche di coltivazione. Ci sono diversi casi di soluzioni esistenti, start-up di aziende che producono l'orzo in serra, anche molto interessanti. Inizio dall'altra parte, questa volta Francesco, così. Grazie. Ecco, allora su questo, come Coldiretti abbiamo fatto un progetto molto interessante, abbiamo sostenuto la creazione del consorzio Birra italiana, che cerca di mettere insieme tutte queste competenze. Allora, lo scopo principale è quello di valorizzare innanzitutto la birra artigianale. Questo perché? Perché quello che era il messaggio che porta la birra artigianale, cioè quella della territorialità, è quello di non essere filtrata, o comunque questa era la visione semplicistica che hanno fatto i grandi birrifici, che se ne sono appropriati. Se avete notato le pubblicità, cito quella di Clusa, che fa una bellissima pubblicità, devo fare i complimenti all'ufficio marketing che l'ha fatta, ma quella birra non è fatta in Sardegna e non è una birra artigianale, lo sembra ma non lo è.
E quindi lo scopo del consorzio innanzitutto è valorizzare quello che è la birra artigianale. Il secondo scopo del consorzio è valorizzare quello che è fatto con la produzione nazionale. Quindi abbiamo messo insieme, stiamo mettendo insieme chi sono i produttori di orzo, che non sempre sono quelli ovviamente che poi vanno a fare le birre, chi si mette a produrre luppolo, che anche qui non sempre sono produttori di birra, metterli insieme in maniera da cercare di fornire un orzo maltato, e dopo spiego perché, di origine nazionale, un luppolo lavorato, anche qui pellettato, che possa essere utilizzato poi nel processo di produzione della birra, in modo che anche il birrificio semplicemente artigianale, anche non agricolo, quindi possa poi certificare che quel prodotto è ha la materia prima di prevalenza nazionale. Infatti adesso cito due produttori simbolo, insomma, di questa cosa, sono i primi che hanno utilizzato il marchio FAI, non da filiera agricola italiana, che sono Baladin, che insomma è stato il primo ad aprire il birrificio artigianale in Italia, quello di Termusso, e i birrifici umbri, che anche loro questo lo trovate anche in GDO, fatalità, e vedete che ha quello stemmino. Quello certifica che la maggior parte della produzione è di origine italiana. Ovviamente adesso l'ulteriore scopo è quello di fare 100% italiana, e lì ci stiamo lavorando. Perché parlavo della maltazione dell'orzo? Perché appunto c'è un impianto in Puglia, ce n'è uno in Umbria, che è quello appunto di Birrifici Umbri, che però è piccolino, e ne stiamo aprendo uno in Veneto, con sempre K Adriatica, che è proprietaria di Atri Sud, che è quello che ce l'ha appunto in Puglia. All'Oreo stiamo cercando di creare questo maltificio, e da lì nasceranno poi contratti di filiera per far sì con chi coltiva l'orzo, di produrre l'orzo che poi lì verrà maltato. Ovviamente si cercherà una qualità ottimale, ma queste sono cose tecniche. Accanto a questo abbiamo fatto approvare nella finanziaria una misura intanto per agevolare quelli che nel 2020 hanno avuto dei problemi, quindi con i 23 centesimi al litro, che in qualche maniera hanno compensato un po' le perdite. Poi nell'ultima misura è stato messo 3 milioni e mezzo, questa prima misura è 10 milioni di euro, 3 milioni e mezzo di euro invece vanno per 200 euro a ettaro per chi ha un contratto di filiera o per chi se l'autoproduce come te, per ettaro di orzo distico, e 300 euro ogni 2000 metri di luppoletto. In più sarà dato un contributo all'80% in de minimis a chi andrà a fare degli impianti di lavorazione del luppolo, appunto per fare la pelletizzazione. Questo è sempre uno scopo anche sindacale, di cercare di creare questa rete per fare questa birra di origine totalmente italiana. Grazie per Andrea, sono sviluppi interessanti, iniziative interessanti. Francesco, vuoi dire qualcosa sulla fiera? La filiera si compone di queste fasi della produzione dell'orzo e del luppolo, della realizzazione del malto e poi della successiva produzione della birra. In questo senso potrebbero esserci veramente delle filiere dove non è detto che il produttore di orzo debba diventare un produttore di birra, sicuramente però deve garantire determinati standard di qualità. In questo senso come Confagricoltura stiamo collaborando col CREA a livello nazionale, il centro di ricerca in agricoltura, proprio per stabilire anche quali varietà a seconda della regione, quali produzioni possono raggiungere. Insisto, potrebbe essere veramente la strada per una maggior professionalità e una maggiore standardizzazione, che è brutto così come lo sto dicendo, ma che significa sapere che cosa stiamo coltivando, per quale motivo e per quale fine, perché anche le birre non sono tutte uguali, quindi è evidente che si tratta anche di capire esattamente quali sono le produzioni atte come la glera è atta a ottenere il consenso. Aggiungo una cosa, sempre parlando per quanto riguarda il piano di rilancio dell'attività brassicola, di rilancio di tutela dell'attività brassicola, si interverrà anche su quelli che sono gli impianti di essiccazione del luppolo, perché poi servono anche delle attrezzature, delle strutture, e anche qui da economista mi spingo a dire che serve un buon business plan, perché dipende veramente se voglio fare il salto anche dimensionale, e quindi passo dalla piccola produzione alla produzione di maggior quantità, qualità, organizzazione, che prevede anche mezzi di trasporto. Mi fermo qui, però se si passa a questa ulteriore fase, che è quella proprio della promozione e tutela del prodotto, perché tanti potrebbero copiarcelo e magari farlo passare per birra agricola, io metto già le mani avanti per quelle che possono essere azioni di marketing
distorte, dove birra agricola non è e che potrebbe essere, o qualcuno già ci sta provando. Quindi anche come organizzazione professionale il nostro intento è quello di tutelare i nostri associati proprio per proteggere il valore, tutelarlo si dice, no? Come i consorzi di tutela. Poi sono filiere e come tali prevedono che veramente ci siano più figure. Se si pensa di avere entrambe tutte le figure necessarie per l'ottenimento della birra, bisogna impegnarsi, bisogna capire che è un'attività connessa, quindi non si esercita esclusivamente questo tipo di attività, si è pur sempre imprenditori agricoli che hanno anche questo tipo di attività. Quindi bisogna veramente anche adeguarsi e stabilire tempi, modalità, capitale e capacità professionale. Grazie, l'impressione che mi avete dato da queste, diciamo, attività che si stanno portando avanti è quella che comunque sarà un successo, nel senso che, spero, vediamo la positiva, nel senso che sia che uno sia in beneficio agricolo, ci sono delle agevolazioni per l'autoproduzione in proprio delle materie prime e delle agevolazioni anche sulla birra prodotta. Se ragioniamo in un'ottica di filiera, bene che ci sia quella agricola italiana fino al 100%, ma anche se non ci fosse, l'importante è che ci sia una sempre maggiore specializzazione nella produzione di orzo finalizzato alla trasformazione di birra artigianale. E quindi, per quello che dicevo, comunque potrebbe essere un successo, nel senso che comunque c'è la possibilità di spazio di sviluppo sia per chi fa anche la trasformazione in birra, sia solo per chi produce l'orzo, perché se si sviluppa il comparto la birra artigianale e il discorso di filiera italiana, tutti ne traggono giovamento. Adesso vado avanti con un paio di slide per dare la parola anche un po' di più a Nicolò. Allora, cosa tra le varie cose che abbiamo rilevato ci sono aspetti che riguardano gli aspetti produttivi, quindi sulle dimensioni dell'impianto e anche sulla tipologia di birre che vengono prodotte. Allora, qui come potete vedere, intanto c'è tendenzialmente quasi tutti producono delle birre chiare. Una elevata percentuale di birrifici ha dichiarato che ha in produzione birre chiare sia a bassa che ad alta fermentazione, una quota più bassa produce birre rosse. Scusatemi se uso queste terminologie, lo so che non dovrei dire rosse, dovrei dire ambrate, ma abbiamo cercato di semplificare per chi dopo deve capire, e così anche non abbiamo parlato di stili, perché se cominciavamo a parlare di stili non so, poi dopo anche lui mi ha detto che anch'io non ho ancora capito tutti gli stili. E quello che però vorrei farvi notare è che al di là delle tipologie di birre, qui a destra in basso c'è le quantità di birra prodotta, e qui come vedete il 75% di birra è prodotta sono le classiche birre chiare. Evidentemente questo è un format che nel consumatore tende a prevalere, e oltre a questo delle birre, volevo farvi un po' da dire una cosa anche sui mercati di vendita. Tutti vendono in Veneto, 100% di birrifici ha detto che vende anche in Regione Veneto, poi ovviamente in Italia e all'estero percentuali ridotte, ma sotto quanto si vende in Veneto? Si vende in Veneto circa il 55% della birra artigianale prodotta e un 40% si vende in Italia, quindi c'è comunque un mercato anche a livello nazionale. Allora adesso chiedo a Nicolò, voi cosa producete, che scelte avete fatto in termini di tipologia di birre, un po' il mercato, e non anticiparmi alcune cose che arrivano subito dopo però. Allora, noi se dobbiamo parlare di stili, non voglio entrare nel dettaglio, ma produciamo in questo momento 5 stili diversi. È vero, la più consumata è la birra bionda, e se voglio essere un po' più puntiglioso, c'è una moda che abbiamo notato in questi ultimi anni, che è dell'IPA e APA, sono dei stili che riportano un lupolo americano e indiano, quindi non lupolo italiano. Bisogna dire che gli americani hanno delle varietà di lupolo molto buone, però come stavamo parlando prima, in Italia ci sono molte realtà che stanno studiando appunto altrettante varietà per competere. Noi lavoriamo in Veneto maggiormente, abbiamo una
piccola parte di vendita in Italia, maggiormente grazie al nostro e-commerce, e all'estero abbiamo avuto un paio di proposte, ma abbiamo rifiutato perché vogliamo prima crescere come azienda, come birrificio, per poi ritrovarsi pronti un domani a rispondere nel modo giusto al mercato estero, per non poi ritrovarci in un futuro con delle problematiche di logistica, di produzione, eccetera, eccetera. Grazie, perché mi hai anche introdotto un altro aspetto che è quello dell'e-commerce. Completo con due dati su dove viene venduta la birra fuori dalle zone Veneto, ho detto soprattutto nelle regioni più confinanti della Lombardia e dell'Emilia, ma anche ci sono dei contatti anche nel Lazio. E dicevo grazie perché mi hai introdotto il tema dell'e-commerce, perché qui poi abbiamo chiesto anche quali sono i canali commerciali che vengono utilizzati. Anche qui non il 100% ma l'80% vende nel proprio punto vendita, quindi c'è un'elevata presenza di tap room o sale di degustazione e vendita, o attraverso i canali dell'Oreca e della grande distribuzione. Ma vedete, in realtà sulla destra la vendita, per esempio, che è fatta al punto vendita è solo del 16% in termini di quantità di birra. Quindi tutti vendono al punto vendita, ma la maggior parte della birra non si vende nel punto vendita, si vende attraverso il grossista distributore, attraverso il canale Oreca e attraverso anche l'e-commerce, perché soprattutto negli ultimi 2 anni, questa è stata una tendenza che abbiamo rilevato. La percentuale di vendite attraverso l'e-commerce 2 anni fa era attorno al 3-5%, quindi negli ultimi 2 anni è aumentata più del doppio, causa anche Covid probabilmente, che ha favorito questo aspetto. E c'è da dire che, e qui adesso non credo che ci sia in queste slide perché l'abbiamo riportato nel report, questo qui è l'andamento delle vendite, diciamo, degli ultimi 3-5 anni. La maggior parte ha dichiarato di avere delle vendite in crescita, 46% stabili, quindi la fetta di chi ha dichiarato che ha avuto una diminuzione delle vendite è minoritaria. Però noi abbiamo rilevato che la produzione di birra nel 2020 è diminuita a quasi il 50%, e quindi questo scontra tutte le dinamiche che sono state legate alle restrizioni che sono state imposte con il Covid. E qui volevo tornare sempre a Nicolò, intanto voi parlate anche dopo. Qui volevo chiedere a lui quali problematiche ci sono state, come le avete affrontate, come avete intenzione di, guardando avanti, di affrontare queste problematiche che sono state introdotte col Covid. Diciamo che noi siamo nati con il Covid, perché siamo nati a maggio 2020 con il progetto Birra Rebus e abbiamo deciso di non appoggiarci al canale Oreca e alle GDO, perché, se devo essere sincero, abbiamo avuto proposte assurde dove svalorizzava il prodotto, dovevamo svendere il prodotto, quindi abbiamo deciso che i nostri canali eravamo noi stessi. Infatti ci definiamo un birrificio indipendente, cioè la nostra birra la vendiamo noi nella nostra mescita, nel nostro locale, e decidiamo noi a chi portare la birra, a che cliente darla. Come abbiamo reagito con il Covid? Con il Covid abbiamo lavorato, se devo essere sincero, molto con i privati, lavoravamo con la consegna a domicilio, perché appunto i locali erano fermi, quindi molta con l'e-commerce. Non è stato semplice perché da fuori sembra facile far funzionare l'e-commerce, però poi quando ci si trova dentro è sempre il solito discorso. Internet è grande, il web è grande, ci sono 1000 e-commerce che vendono 1000 birre e tu diventi un numero, devi essere bravo a farti notare, e noi abbiamo puntato appunto il nostro punto forte, devo essere sincero, durante il Covid è stato puntare sull'ecosostenibilità. Questo sì, perché noi utilizziamo un packaging
non al 100% ma quasi ecosostenibile. Utilizziamo carta FSC con tutta carta riciclata, ora questa qua che vedete di fronte è la birra da 33, ma abbiamo anche una linea da 75 dove utilizziamo anche lì precisamente betulla riciclata, e queste piccolezze hanno funzionato durante il Covid. Prima di andare avanti torno di nuovo a chiederti una cosa, Nicolò, poi dopo ci avviamo verso la chiusura. So che voi avete partecipato anche ad un progetto Vado PSR, con un progetto che si chiama Birra Roma, se non mi sbaglio. Ci racconti un po' di cosa si tratta? Birra Roma è stato un bellissimo progetto che ci ha aiutati durante il Covid, grazie all'Università di Padova e alla Regione Veneto e altre aziende insomma, del territorio. Praticamente abbiamo organizzato una degustazione online con le nostre birre, le birre di un altro birrificio nel Padovano, Crack, e praticamente grazie a dei professori dell'Università di Padova organizzavamo queste degustazioni dove si parlava nella prima parte della parte tecnica della produzione, nella seconda parte si degustava le birre e si insegnava alle persone come accorgersi di determinati sentori, di determinati gusti, come capire uno stile dall'altro. È stata una cosa molto molto interessante perché era la prima volta, anche per molti. C'è stato un buon riscontro perché abbiamo fatto 5 puntate e avevamo una media di 90 partecipanti. Sì, veramente un bel riscontro e niente, speriamo ce ne siano altre. Questo qui lancio lo spunto per i miei colleghi che fanno l'analisi sensoriale, che tra i tanti prodotti che hai citato prima, Monica, non c'era la birra, ma potrebbe essere un filone in cui c'è ok. Magari se c'è uno sviluppo del progetto tenete in considerazione che ok, vi possiamo dare tutto il supporto, e mi pare che ci fosse anche la possibilità di fare delle birre con delle aromatizzate con del radicchio. La seconda parte del progetto è stata la realizzazione di 2 birre. Noi abbiamo sviluppato una birra al basilico, il basilico ovviamente di un'azienda di Zelarino di Mestre, casa di Anna, e sempre questa azienda ci ha fornito altre erbe medicinali che poi tipo la menta fragola e basilico mammut, che abbiamo creato appunto, abbiamo fatto dei test, delle prove che poi sono state vendute. È stata fatta anche da parte dell'altro birrificio una birra alla rosa, molto bene. Quindi si sperimenta, si innova, si cerca di trovare delle cose originali per differenziarsi, e il tema appunto delle tipologie di birre lo conferma. I birrifici si cercano di differenziare in tutte le tipologie di birra, perché ci deve essere la rossa, ci deve essere l'ambrata, ci deve essere la scura, e ci devono essere tutte. Poi dopo ovviamente il consumatore magari apprezza prevalentemente le chiare e bionde, scusate. Apriamo l'ultimo tema e poi andiamo a concludere. Le criticità, abbiamo rilevato aspetti anche qualitativi, non solo produttivi. Qui i birrifici artigianali che abbiamo intervistato, vorrei precisare una cosa che non ho detto all'inizio: di quei 138 attivi noi ne abbiamo intervistati 65, dal punto di vista statistico puntavamo ad intervistarne almeno una quarantina, quindi in realtà siamo andati ad intervistarne quasi la metà, e è stato un successo dal punto di vista della rilevazione statistica, perché per questo tipo di rilevazioni fatte online via internet non è così semplice avere questo tasso di risposta, quindi siamo stati molto soddisfatti perché abbiamo potuto descrivere il settore con una certa affidabilità dei dati. Le 2 criticità maggiori, guarda caso, rilevate dagli stessi birrifici sono state la burocrazia e la commercializzazione. Il punteggio che vedete è appunto il punteggio che veniva attribuito nella griglia di risposta.
che determinava quindi quelle più critiche. Gli investimenti effettuati hanno riguardato prevalentemente adeguamenti strutturali, quindi c'è la tendenza da parte dei birrifici, anche quelli che erano più firm, di costituirsi in una maniera più strutturata, quindi vuol dire che c'è la prospettiva di uno sviluppo, di un investimento e guarda caso, come dicevamo prima, in attività di marketing e in sito internet e e-commerce. Poi dopo c'erano altri investimenti che sono stati messi in campo, ma questi quelli che per noi sottolineare quelli più importanti, e gli interventi che venivano un po' richiesti dagli attori del comparto diciamo che potrebbero ulteriormente sostenere e sviluppare il settore. I più citati sono un sostegno di incentivi pubblici e una semplificazione normativa e burocratica. Ora mi pare che qui molto sia stato fatto, cosa altro si può fare? Pensate che salto di qualità dall'inizio dell'incontro di oggi ad adesso. Siamo passati quindi da quell'idea di andare a bere una birra in fattoria o comunque durante un pranzo in agriturismo ad una vera e propria birreria didattica, così la chiamo, cioè dove c'è anche dal passaggio di contenuti di crescita anche culturale, se vogliamo, del consumatore che viene a conoscere prodotti che magari non neanche immaginava ci fossero. In questo senso penso, esperienze come abbiamo messo in piedi noi come Confagricoltura, abbiamo questo circuito di promozione che è Gusta Veneto, nel caso di Padova, Gusta Padova, perché poi si ragionava prima, il tuo marketing, l'e-commerce sono strumenti, non è il fine, l'e-commerce ti aiuta a vendere attraverso una modalità che non è quella della vendita sul posto. Ma come fanno a conoscerti? Devi avere sicuramente un luogo virtuale o organizzato sicuramente che faccia sì che tutti i produttori che intendono seguire una determinata strada condivisa possano avere qualcuno che li promuove, così puoi far conoscere almeno in questa prima fase. Per quanto riguarda poi, ma penso che anche l'amico Andrea sia d'accordo, se il prodotto ha un suo standard, una sua qualità, un suo disciplinare, ha un suo marchio, una sua etichettatura, ha una sua sostenibilità, sia dal punto di vista della coltivazione, sia dal punto di vista della realizzazione dell'involucro, dell'etichettatura, eccetera, se arriva un prodotto di questa natura, la regione credo che possa vantarsi di avere una produzione di questo tipo. E quindi i sostegni va da sé che debbano essere resi disponibili, non fosse altro perché il Veneto va a proporsi con un prodotto che non ce n'è uguali, ma non lo dico per vanto, è proprio perché è così. Quando mi si dice che vengono realizzati dei contenitori di vettura o ci sono dei prodotti di birra al basilico oppure alla rosa, sono eccellenze che se non sono conosciute, perché qui bisogna lavorare molto sulla promozione, c'è il rischio che rimangano lì. E siccome, ripeto, è un'attività reddituale, è un'attività di impresa, deve essere economicamente valida e sostenibile, bisogna che ci sia questa campagna di promozione del prodotto. Dare la parola a Andrea, sottolineo che io non le ho citate, ma la terza e quarta interventi che venivano auspicati erano lo sviluppo di creazione di eventi e manifestazioni specifiche per il settore, quindi Vinitaly e Birritali, oppure un Birritali in Vinitaly, insomma qualcosa che però sia specifico per la birra, e azioni di promozione coordinate fra i produttori, giusto per chiosare su quello che diceva Francesco. Andrea? Me la serve in un vassoio d'argento. No, purtroppo il Covid ci ha bloccato un evento che dovevamo fare alla ZIS nel 2020 e poi purtroppo adesso cercheremo di ripartire su questo. Mentre ritornando all'attività del Consorzio Birra Italia, una delle azioni che sta sviluppando è quella di mettere insieme i vari birrifici e di proporsi alla GDO con uno scaffale comune, però ovviamente le condizioni non come accennava prima Nicolò, di strozzinaggio, ma che devono essere, insomma, lo scopo poi appunto del consorzio e della birra certificata filiera agricola italiana è quella che ci sia un'equa remunerazione lungo tutta la filiera, quindi è impensabile andare a svendere il prodotto. Dall'altra, sempre come con i diretti del Consorzio Birra Italia, stiamo portando avanti di attivare il turismo brassicolo, così come anche nel vino. E quindi anche dà la possibilità di somministrazione a quelle attività che magari non ce l'hanno, appunto sburocratizzando un po' quello che in questo momento impedirebbe di farlo. Aggiungo una cosa, ovviamente qui ci saranno due filoni, no? Uno è quella della personalizzazione estrema del prodotto, che vale
come per il vino, cioè io faccio qualcosa di mio, lo vendo, lo personalizzo al massimo e quindi ci va la rosa, ci va il basilico. Io ho visto quelle fatte con la castraure di Sant'Erasmo, ho visto quelle di castagne, di miele, cioè, però queste sono tutte personalizzazioni fatte da chi poi la birra la vende nel posto. Ovviamente chi non la vende nel posto deve avere un prodotto più standardizzato, quindi ritorniamo a quello che diceva Francesco, quindi abbiamo ovviamente un disciplinare per questo, ci saranno delle regole da rispettare sia sulla qualità dell'orco, del lupolo eccetera, in maniera da proporre poi un prodotto che sia ovviamente abbia una qualità costante e uniforme su questo qua. Ci arriviamo proprio a chiudere. Nicola, vuoi dire qualcos'altro sull'aspetto delle prospettive? Anche solo della vostra birra, io non ho fatto vedere, non mi sono soffermato sulle prospettive, c'erano delle domande, la maggior parte delle critici sosteneva di avere buone prospettive di sviluppo. Sì, noi siamo speranzosi, speriamo che l'economia si apra anche un po' di più, dobbiamo essere sinceri, e abbiamo tanti progetti in atto. Uno di questi, se posso dirlo, è l'adottare una pianta di luppolo, lo stiamo progettando, a breve uscirà nel nostro sito. Praticamente il cliente avrà la possibilità noi abbiamo un piccolissimo lupoletto di prova dove sperimentiamo con il nostro mastro birraio, e noi vogliamo far adottare una pianta al cliente, e questo cliente poi avrà uno sconto sulla birra che uscirà insomma da determinata pianta. Ovviamente poi ci saranno gadget e via dicendo. Un'altra cosa che volevo dire era fondamentale, come diceva appunto Pierandrea, giusto? Bisogna saper trovare chi abbiamo davanti, nel senso che, se posso dare un consiglio giovane, ma se posso dare un consiglio personale, non svalutare mai il proprio prodotto, e se a volte un no può aprire ad altri sì molto più importanti. Questo l'ho notato personalmente, perché inizialmente dire no a una GDO, dire no a un rappresentante, e rimanevo un po' di pietra, perché dicevo no, magari mi si apriva un mondo. Poi però ho scoperto che quello non è il mondo che voglio far seguire a Birra Rebus. Birra Rebus è una birra agricola e deve mantenere una nicchia di qualità. Grazie Nicolò, vado a chiudere io. Mi collego a questo aspetto, all'ultimo di quelli citati lì. C'è un problema che è stato rilevato di riduzione dell'offerta oggi eccessiva, che potrebbe favorire uno sviluppo di quei competitors e produttori che ovviamente rimangono nel mercato. E qui forse siamo diciamo, realtà marginali che come dicevamo all'inizio faticano a fare il passaggio di strutturazione e sviluppo ulteriore. Ma a parte queste oggettive criticità che ci possono essere sul comparto, ecco, qui come dicevo prima, le prospettive sono buone, molto buone, per circa la metà dei produttori che abbiamo intervistato. Io vorrei chiudere con queste ultime due slide, che sono, come dicevo prima, comunque sarà un successo, vediamo in maniera ottimistica. Noi abbiamo fatto un po' di conti in base ai dati che abbiamo rilevato, e quello che abbiamo rilevato è questo, che c'è per oggi un sottoutilizzo degli impianti, quindi gli impianti esistenti in Veneto vengono utilizzati per il 40% della loro capacità produttiva, e c'è invece un sovradimensionamento dello stoccaggio rispetto alla produzione. Quindi c'è una capacità produttiva che stimiamo in circa 250.000 ettolitri, una capacità di stoccaggio complessiva stimata di 180.000 ettolitri, che è sufficiente perché la produzione gira in circa 3 mesi, il tempo che venga prodotta, fermentata e maturi e poi venga venduto.
abbiamo rilevato che rispetto alle strutture esistenti, come vi facevo vedere prima, già siamo a un 38%-39% di agribirrifici sul totale dei birrifici artigianali. La cosa ancora più importante è che oltre il 60% della birra artigianale in Veneto è prodotta da birrifici agricoli, quindi il peso dei birrifici agricoli, ce ne sono alcuni che sono storici, che sono birrifici agricoli da ormai un ventennio e hanno delle produzioni tra le più alte di quelle che ci sono in Veneto, mentre è residuale la produzione dei biofilm biofarm. Abbiamo rilevato una dicotomia fra il numero di imprese esistenti, quindi sono molti birrifici artigianali che hanno un valore della produzione però non molto alto e un numero ristretto di birrifici che invece hanno dei valori della produzione che supera anche il milione di euro o 500.000 euro. Cosa veramente finale, oggi abbiamo stimato che il giro d'affari della produzione artigianale di birra in Veneto sia di 50 milioni di euro, ma considerando quello che ho detto poco fa sulla slide precedente, che c'è un sottodimensionamento e un sottoutilizzo degli impianti di produzione, noi stimiamo che il fatturato del comparto possa essere stimato attorno ai 100 milioni di euro. E quindi qui concordo con quello che abbiamo detto finora, che è un comparto che merita attenzione, ha ulteriori possibilità di sviluppo, ci sono delle iniziative in campo da parte delle associazioni di categoria, ci sono dei produttori che sono attivi, operativi e innovativi. Io credo che il tempo che avevamo a disposizione l'abbiamo esaurito. Se c'è in sala qualcuno che vuole intervenire, altrimenti passiamo lo spazio a interventi successivi. Ho visto 2 mani alzate, dovete avvicinarvi perché se non si parla al microfono assolutamente non si sente. Do la parola qui al mio collega. Scusate, la mia domanda è questa. La mia domanda è questa, come sanno i colleghi, io non mi occupo direttamente di birra, è una passione personale. Io credo che quando si parla di birrifici agricoli, ovviamente lo step successivo, come in tutti i prodotti, abbiamo il vino faro, è quello della tipicità. La tipicità di un prodotto che viene dalla terra nel Veneto, nel caso della birra si gioca essenzialmente sul passaggio della maltazione, di cui abbiamo parlato, e sulle varietà di lupolo, che come ben sappiamo sono tutte varietà che nascono in realtà dove la ricerca è molto sviluppata. Allora la domanda che vi faccio è questa: nella vostra esperienza c'è già qualcosa, è stato citato dal rapporto dell'università eccetera, che può in qualche modo porre un seme di tipicità oltre che di provenienza al prodotto birra agricola nella nostra regione, ovvero un'idea di ricerca per varietà locali di lupolo piuttosto che qualità elevata di malti con i vari livelli di tostatura, eccetera. Abbiamo l'esempio delle malterie tedesche, di quelle anglosassone, dove c'è una sorta di segreto nelle produzioni, non a caso si va a far maltare l'orzo prodotto qui dall'altra parte. Ecco, la mia domanda è questa, cioè che attenzione c'è anche da parte delle associazioni a una prospettiva di ricerca in questi 2 passaggi essenziali per raggiungere un livello di tipicità maggiore del prodotto birra del mondo. Grazie Federico, ascoltiamo anche più o meno la stessa questione. Ok, qualcuno vuole dire tu? Allora, qui è sempre i 2 temi che dicevo prima, cioè da una parte quelle che sono la personalizzazione estrema del prodotto, che appunto allora lì si va a identificare nel territorio, e quello che invece una birra artigianale magari da proporre in maggiori proporzioni, che è quella che potrebbe andare alla GDO, dove forse il carattere nazionale è il livello. Allora, come Consorzio Birritalia c'è una ricerca in atto sui luppoli con l'Università di Perugia, mi sembra, che peraltro all'interno del consorzio raggruppiamo praticamente il 60% dei produttori di luppolo, quindi insomma abbiamo una percentuale molto rilevante, e più del 50% dei produttori di birra artigianale. Quindi, ecco. Quindi su questo si sta lavorando. So che anche l'Università di Padova stava lavorando su un tema del genere, cioè sul trovare il luppolo più adatto al territorio veneto.
probabilmente un passo ulteriore da fare è mettere insieme le ricerche dell'università, questo senz'altro. In qualche maniera ci stiamo lavorando, ovviamente non è molto facile poi mettere insieme quel mondo della ricerca, però sicuramente bisognerà fare un po' di sintesi, perché altrimenti rischiamo di avere un eccesso di offerta e creare confusione. Sì, per quanto riguarda la ricerca c'è, bisogna stare attenti anche alla normativa, perché la denominazione di origine o l'indicazione geografica protetta indicano anche una storicità, una tradizione che in questo caso è un po' è pochina. Quindi se si tratta di pensare mutatis mutandis al vino, penserei che in questo momento siamo un po' distanti, nel senso che proprio è una rarità quella di poter attestare che secoli fa si producesse quella birra con quel tipo di orzo, con quel tipo di luppolo. Attenzione poi al fatto che abbiamo detto che è una produzione tipica, locale, nostra, che si trova solamente qui, che si ottiene solamente in quel modo, e magari nello stesso tempo stiamo cercando di ambientare o di coltivare da noi tipologie sia di orzo che magari anche di luppolo provenienti da altre regioni. Credo che questa sia la difficoltà. Secondo me va da sé che l'università debba andare direttamente in azienda. Deve andare direttamente in azienda, andare proprio da coloro che la stanno producendo. Qui sarebbero dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione proprio specifico, andare la ricerca universitaria che va presso l'azienda, perché sennò è l'azienda che, come potrebbe fare una GDO qualsiasi, con tutto rispetto per la GDO, che si rivolge all'università per trovare nuovi materiali che potrebbero portare a nuovi prodotti. Qui stiamo parlando di qualcosa di già esistente da valorizzare, altrimenti si va in cerca di qualcosa altro che non è già presente. Bisogna andare all'origine. In questo senso credo che sia la difficoltà forse principale da un punto di vista un po' anche logistico. Ok, ci sono ambiti e prospettive sia dal punto di vista della ricerca, della coltivazione agricola, della tipicizzazione delle varietà di orzo e di luppolo, sia per quanto riguarda forse anche magari in maniera più forte anche dal punto di vista della promozione, della valorizzazione. Si possono lavorare su entrambi gli aspetti per ulteriormente approfondire. Mi fanno segni che dobbiamo chiudere, quindi io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, sia i nostri ospiti per Andrea Dorizzi, Francesco Meneghetti e Nicolò Baldo, e tutti i presenti. Ricordo che questo qui è il report che riporta tutti i risultati del lavoro che abbiamo fatto e lo potete trovare e scaricare gratuitamente sul sito internet di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org. Un saluto a tutti, buona giornata.